lasciati, altro cavoli gente in mano, io a questo tenevo d'occhio, perché altro non si può lasciare d'occhio, e a fuga mi stavo portando, io disse, ma scusa, così la gente, questo è sequestro di persona, pensai, perché mi stanno portando, poi ho riflettuto, disse, scusa, a fuga, alla stazione di Milano, dove può andare? Dove può andare? Fuori dalla stazione. Giusto. Io dove devo andare? Dove deve fuori andare? dalla stazione. Quindi? Allora mi stanno dando un passaggio, pensai. Quindi mi ho slasciato, nelle mani avevo il biglietto con l'indirizzo della caserma dove dovevo andare, disse ora appena mi portano fuori dalla stazione un icciaperco che arriva a toccare terra, piglio e mi informo. Mentre mi stava la folla trasportando, in maledetta, non mi viene un attacco di milanesi acuto all'improvviso. A lei? All'improvviso. Quindi lei da uomo del sud è diventato milanese? Di milanese acuto, dice che malattia è? Che malattia? A milanese, mi viene un attacco di premura. Premura. A dire, non potevo aspettare che arrivava fuori e chiedevo dove era. No, per guadagnare tempo, che poi dopo che guadagni tempo, che mangi tempo? Appunto. E se perde tempo, che perdi? Non perde niente. Il tempo non è niente. Mi venne questo stacco di premura, ero incastrato, avevo uno incastrato di qua, uno di qua, a uno di dietro, uno davanti, uno di dietro. Tagliacchino di dietro era uno tranquillo, manso, di posso stare tranquillo. Che lei da uomo si è preoccupato, da uomo e mi stavano trasportando così, con i piedi sollevati nell'aria. Quando a quello che avevo davanti, con la mia educazione, perché lei mi conosce, signora. Lei ne ha difetti, guardi, tantissimi. Ma educazione. Lei è veramente una persona assurda. Di educazione la potevo esportare all'estero. Lei è educatissimo. Educatissimo. C'è troppo io con la mia educazione, andare a spada di quello che avevo davanti. E ci ho detto testualmente, senta. Signore, scusi. Lei mi ci ha trovato un difetto a questa cosa. Senta, signore, scusi, Senta, è signore, l'emblema della buona educazione. Bravo. Senta, signore, scusi. Per cortesia. Anche, che già è supecchio. Già ce n'è supecchio. Ce n'è supecchio, Perché se ci ha detto scusi, ci si è messo. Lei cosa gli ha detto? Per cortesia. Per cortesia gli ha detto, Per cortesia. Lei sarebbe così gentile! Cosa da fare cinescere i piedi fuori? Troppo gentile, troppo educato. Lei sarebbe così gentile che per favore! No, cosa di fare schifo dalla troppa educazione! Ma che cosa che per favore! Ma proprio lei si è lasciato correre! Va bene l'educazione, però! Che per favore si fermasse un attimo che ci devo domandare un'informazione? Un punto interrogativo di informazione compare un dall'aria, si viste dall'aria. Bravo. Questo porco milanese, senza fermarsi, senza girare, senza schi e senza sco, continuando a camminare, piglia e mi risponde e che proprio a me lo chiede che ho un appuntamento di lavoro, che devo chiudere un contratto, che dava via il culo! No, scusi, fermi, perché noi non essendo milanesi non abbiamo capito bene. Vuole ripetere per favore che cosa le ha detto questo antipatico signore, prego? E che proprio a me lo chiede che c'ho un appuntamento di lavoro, che devo chiudere un contratto, che lava via il culo! Ora io non parlo milanese. Neanche io. Non parlo inglese, non parlo tedesco, non parlo italiano. Però quando si parla di culo, mi pare che il culo è culo da tutto il mondo. Giusto. Come non dice sta cosa? Giusto. Solo una cosa poteva voler dire il signore milanese. E allora, lei, signora Rosa, mi conosce mia, che io sono buono e caro e bello. Quello che è. Come non dice sta cosa, mi smuovere i nervi. Disse, ora ci canto un dembolone a questo, che ci faccio vedere le stelle di mezzogiorno da stazione di Milano. Stazione coperta. Accelerando e stringendo ci disse, scusi, può ripetere quello che ha detto, che non l'ho capito bene? Lei... Pronto a cantare 101 polone? Lei voleva la riprova? Volevo la riprova! Perché andare a 101 polone, la testa ce la faccio svuotare, andate a rotare, ci faccio dare. Come ci disse, senta, può ripetere quello che ha detto che non l'ho capito? Questo si ferma, si gira. Mi chiama in polone! Lui a lei? Io a mia! Ma non c'è più religione! Che non me lo aspettavo! Ma in polone! Che con spostamento finalmente coi piedi arriva in terra! Finalmente!
A furia si stava portando a Iaffio, che poi dopo letto un motoraio, perché adesso uno suo porto. Certo. E cercavo di inseguire a quello, Alfio mi fermava, Alfio mi disse lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere. Bravo, educazione, rispetto. Poi avevi chiussata con bravo, ci vuole saggezza. Ma io sapevo, mi arrestavo certo. Quasi. Ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui. E poi dopo continuiamo questo racconto che diventa sempre più drammatico. Il signor Enrico Guarneri Litterio. Signor Litterio. A dopo. No, resti un attimo perché Diletta ha dei saluti prima di andare in pubblicità, perché anche per lei, e devo dire soprattutto per lei, arrivano a Salvo la Rosa insieme fan club ufficiale nella nostra oltre pagina. Oltre a tutte le proposte di fidanzamento che arrivano, quelle le mettiamo da parte, ma leggiamo quelle che si possono leggere. Finché mia moglie è viva non ci posso dire finché tua moglie è viva. Ma non le dovrebbe dire neanche per scherzo queste cose. Diletta, ti prego, dai. Maria Bafumo dalla Germania manda un saluto all'Itterio perché li fa divertire tanto, e saluta anche Marilisa, il signor Cacocciola e tutti i parenti di Gran Michele. Signor Cacocciola sarebbe il nostro pianista che diramacca. Poi? E poi il signor Litterio, Diletta, Marilisa, Lucio e il signor La Rosa mandano un saluto a Toni Incognito, lo salutiamo tanto. Va Ciao, bene, lo salutiamo Toni, benissimo. E poi sono terminati. Quelli per il signor Litterio non ce ne sono altri. Quelli di fidanzamento te li leggo gli altri li faremo dopo. Io devo salutare Azza Pippina, mi hanno telefonato oggi per ricordarmi di fare un saluto alla signora Giuseppa intesa Azza Pippina. Va bene. Che ci sta seguendo. La salutiamo, e allora su questo applauso però sempre mi pare che ci sono, non so se sono la stessa persona, però ci sono due donne che compiono 100 anni, io temo che siano la stessa persona, però c'è scritto lì, si chiama Domenica, dovreste averlo da qualche parte. Tanti cari auguri a Domenica Giordano che oggi compie 100 anni. Ecco, auguri. Poi mi sono arrivati anche degli auguri per una signora Mimma che compie 100 anni, la zia Mimma. Allora, non lo so se sono due persone differenti, però siccome insomma 100 anni è una bellissima età, difficile da raggiungere, noi vi auguriamo di arrivarci tutti. In ogni caso, alla signora Domenica Giordano e anche alla zia Mimma e a tutti i loro parenti auguri, perché 100 anni sono veramente tanti e quindi grandi festeggiamenti. Signor Litterio, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, a dopo. Allora